Mandi, buonasera, ben ricettadas.
Ci troviamo in un posto meraviglioso, Villa Russiz, con me c'è Alessandra Vanone, componente del direttivo dell'Assemblea di Comunità Linguistica Friulana, e ci troviamo per affrontare e sviscerare quelle che sono le tematiche collegate all'uso del bilinguismo all'interno delle amministrazioni comunali, ma non solo, come vedrete con tutti gli ospiti che abbiamo presenti questa sera in collegamento e non solo. All'interno di Villa Russiz abbiamo l'opportunità, è per noi anche un esperimento, sia degli ospiti in presenza fisica, ma anche tante persone collegate direttamente tramite il web attraverso i nostri social dell'Assemblea di Comunità Linguistica Friulana. Ricordo già che è possibile fare delle domande agli ospiti, faremo uno spazio di risposta diretto da parte di tutti gli ospiti subito dopo il loro intervento, quindi commentate e poi anche le persone che sono qui presenti in sala avranno l'opportunità di poter magari fare delle piccole richieste di chiarimento o delle puntualizzazioni. Sono tanti gli argomenti, quindi andiamo via velocissimi, vero Alessandra? Non so se vuoi dare Assolutamente sì. Solo un velocissimo saluto a tutti gli intervenuti e chiaramente a chi ci segue da casa sui social. Il mio Mandi di cuore. E come diceva Marcus, giustamente non ci perdiamo in troppi convenevoli, i temi caldi sono tanti e quindi direi che possiamo subito partire con i saluti, giustamente. Assolutamente sì. Allora, siamo a Villa Russiz, Capriva del Friuli, siamo a casa di un altro componente del direttivo dell'Assemblea di Comunità Linguistica Friulana. Ricordo che abbiamo fatto il 13 marzo scorso un convegno che è stato molto seguito e che ha fatto discutere parecchio rispetto all'uso della lingua friulana all'interno dell'emittente pubblica, della RAI, in particolare per quanto riguarda l'informazione. E oggi veniamo qui a parlare appunto di pubblica amministrazione e bilinguismo. Siamo ospiti del comune di Capriva, io chiederei a Daniele Sergon di venire a portarci un saluto e raccontarci un po' quello che è il suo territorio e poi anche ovviamente fare delle considerazioni rispetto all'uso della lingua friulana all'interno della pubblica amministrazione. Buonasera a tutti, buonasera al presidente malamico Marcus Marumaier, all'ACLIF, all'Assemblea della Comunità Linguistica Friulana, al presidente Eros Cisilino dall'Arlef, presente in sala, ovvio di tanti amici, tanti amministratori, tanti sindics. Domandi scusa, io cercherei col furlan culà, perché capriva sì, con il furlan culà, e quindi se casomai si interessa qualche ha in più, le persone che capriva cercherin culà. Vi ho di ancia il dottor Medeot, il direttore della Filologica Friulana, insomma, tanti amici in sala e tanti amici online. E, mi permetti di darci del tuo a Marcus, perché come ha detto, sono componente anche del direttivo, e devi fare anche i complimenti per questa serata, un gruppo importante, e per tutte le iniziative che la comunità linguistica friulana sta portando avanti. Insomma, io credo che il lavoro che viene portato avanti, soprattutto con la richiesta da plurilingue friulana in trasmissioni radiofoniche e televisive starai, è stato un gruppo importante portato avanti in quei anni, e soprattutto negli ultimi mesi, ma anche questo tema di UE, e mi permette di fare una riflessione veloce senza portare via massa tempo, io credo che sia di un argomento, un gruppo importante, perché c'alanti i miei amici sindics, è vero che si inclamasse in questa epoca a rinnovare, a rilanciare i servizi pubblici del comune, la digitalizzazione, il comune 3.0, 4.0, 5.0, sì sicuramente chiamasse a rinnovare i servizi verso la nostra cittadinanza, ma io credo che sia di un gruppo importante anche non dimenticarsi appunto che se bisogna rilanciare con l'informatica, con la digitalizzazione dei servizi, non bisogna dimenticarsi in particolar modo la nostra lingua. E probabilmente anche in chiave informatica potrebbe essere una occasione importante. Quindi è vero sì rinnovare i nostri servizi, ma non dimenticarsi e anzi concentrarsi su quel che è la salvaguardia e la valorizzazione della lingua dal nostri territori.
e vedo la scaletta, quindi ripeti, non mi dilunghi sull'argomento perché sarà motivo anche per noi altri amministratori di entrare in merito e di cogliere le occasioni che si intervengono dai nostri ospiti. Un saluto anche insomma, come vicepresidente della Fondazione Villa Russitz, siamo assolutamente contenti di ospitare l'Assemblea della Comunità Linguistica Furlana, che sta lì prima cercavi con qualche amico, insomma un'eccellenza, una ciliegina dal nostro Friuli, Villa Russitz, o credi che i valori portati avanti di questa fondazione, sin dal 1968, a cui io ci tengo in casa, e quindi è un grun importante anche in questa occasione, visarsi dal punto di questa realtà furlana a capriva del Friuli. Il valore da beneficenza, dalla parte sociale, Villa Russitz, per cui che non conosco, insomma, e per a me, insomma, non è mai sbagliato visarlo, è fondata dal 1968, è un'azienda vitivinicola di fama nazionale e mondiale, che è sempre stata all'avanguardia, sin dal 1900, appunto, col conte della Tour. Anche è un'azienda vitivinicola rinomata per i suoi vins, ma l'aspetto più importante, l'aspetto che appunto cuviersa un valore inestimabile, è che i proventi d'azienda vitivinicola sono destinati appunto alla parte sociale, che è la parte più importante di questa fondazione, e che sin dal 1968 e anche è destinata tra l'altro ai più giovani, ai frutti che noi hanno avuto sfortuna o sono in un momento della sua vita particolare. E quindi con la fondazione noi altri crodin e pontin alla loro educazione, alla loro tutela e soprattutto al loro futuro. Quindi, come che dici sempre, sono contenta di vi e spero che voi altri sarete, anche voi altri sono ambasciatori dal valore che Villa Russitz parta dalla vostra attività, perché appunto è inestimabile il valore sociale di questa fondazione. Io vi saluto nuovamente tutti, ringrazio i presenti, ringrazio ci tengo tantissimo a ringraziare i sindaci dei discomuni del Patto del Coglio, che vi ho di presenza sempre con grande vicinanza tra di noi altri, e quindi insomma buon lavoro all'Assemblea, buon lavoro a tutti i personaggi che interverranno. Grazie. Grazie a Daniele Sergon e con piacere chiamiamo l'assessore regionale Pierpaolo Roberti, se vuole portare un video, scusatemi, in collegamento video. Pierpaolo Roberti, già vice sindaco di Trieste dal 2016 al 2018, interverrà stasera proprio per il ruolo che ricopre dal 2018 di assessore regionale alle autonomie locali, alla funzione pubblica, sicurezza, alle politiche dell'immigrazione e anche alle lingue minoritarie, motivo per il quale appunto è responsabile delle politiche linguistiche della Regione Friuli Venezia Giulia. Innanzitutto un saluto a tutti i partecipanti al convegno odierno da parte mia personale e da parte di tutta l'amministrazione regionale ed in particolar modo del suo presidente Massimiliano Fedriga. Io mi scuso per non essere presente con voi di persona a questo convegno, ma paradossalmente è proprio la mia assenza a dimostrare quanto l'amministrazione regionale tenga alla promozione, alla tutela e alla diffusione quanto più possibile delle lingue minoritarie presenti sul nostro territorio regionale. Infatti in questo momento si sta svolgendo a Trieste un'altra manifestazione ufficiale e istituzionale, che è quella della conferenza regionale sullo stato d'attuazione delle norme per la tutela della minoranza linguistica slovena. La settimana precedente abbiamo avuto la conferenza sul friulano, quella precedente ancora quella sul tedesco, adesso è il turno dello sloveno, e per questo siamo impegnati e non possiamo partecipare al convegno vostro odierno. Quindi insomma più che giustificati, ma ci teniamo perché crediamo che quello delle lingue parlate, le lingue minoritarie parlate sul nostro territorio regionale sia un valore un tesoro che dobbiamo assolutamente tutelare.
un tesoro dal punto di vista linguistico, ma anche identitario, culturale, di tradizioni, che non possiamo permetterci di disperdere. E questa è sicuramente una parte importante, già questo basterebbe per far capire quale deve essere l'attenzione da parte del legislatore, da parte dell'amministrazione tutta verso il friulano, lo sloveno e il tedesco, ma c'è un passaggio in più, che è un passaggio non da poco, perché ad oggi, se possiamo permetterci di difendere con le unghie e con i denti il nostro status di regione a statuto speciale, è grazie alla presenza, a questa specificità, ovvero alla presenza di queste 4 lingue ufficiali riconosciute parlate sul nostro territorio. Per quanto riguarda il friulano, noi abbiamo, come dicevo, appena completato un passaggio fondamentale, che è quello della terza conferenza regionale sul friulano, che credo sia stata di assoluto interesse per tutti coloro che vi hanno partecipato, ma soprattutto per chi come me ha la delega alle lingue minoritarie sul nostro territorio. Ed è stata anche l'occasione per presentarvi quello che è stata, secondo me, un'operazione chiave di questa legislatura e anche della prossima, ovvero l'approvazione definitiva del piano generale di politica linguistica per il friulano, un piano che ha avuto unanime apprezzamento sia in commissione sia da parte delle persone che sono state audite, che fanno parte di quel mondo che si occupa attraverso l'associazionismo di friulano, e che è un piano ambizioso, un piano, come ho ripetuto più volte, che è un piano sfidante, un piano dove ci sono poche chiacchiere ma tante azioni concrete con le relative poste anche di carattere economico per poter arrivare a un determinato obiettivo. L'obiettivo è quello della promozione, l'obiettivo è quello del mantenimento, l'obiettivo è quello della diffusione massima del friulano in tutta quella parte di regione che è friulanofora storicamente. Ma dicevo che è un piano ambizioso perché è chiaro che quando metti azioni ben precise, poste economiche ben precise, quel piano sarà facilmente monitorabile. Ed è un piano che scavalla la legislatura perché è un piano quinquennale, come la norma prevede, e che dà un indirizzo ben chiaro. Noi abbiamo voluto raccogliere questa sfida e sono certo che grazie anche all'aiuto di ACLIF, che è un partner indispensabile per l'amministrazione regionale sulla diffusione del friulano, perché quell'associazione che rappresenta i comuni friulanofoni, noi potremo arrivare a grandi obiettivi. Lo dico perché penso che se vogliamo tutelare e mantenere una lingua e diffondere una lingua, dobbiamo essere prima di tutto capaci di rendere quella lingua parlabile ed utilizzabile in tutti i contesti, e in questo sicuramente le pubbliche amministrazioni, in particolare i comuni, quindi quelle istituzioni che sono più vicine al cittadino, devono essere dalla nostra parte in questo tragitto, e sicuramente ACLIF su questo ha dimostrato di essere un partner affidabile su cui vogliamo poter continuare a contare. Beh, ringraziamo il saluto dato da parte dell'assessore Pierpaolo Roberti, da parte della Regione. Credo che non sia un saluto di circostanza, è un saluto che mette in evidenza dei passaggi sicuramente determinanti anche per il futuro della nostra autonomia, come a lui stesso piace sempre sottolineare, proprio perché è evidente che la salvaguardia di questa differenza che ci caratterizza, con la presenza di diverse etnie e quindi di diverse minoranze in un'unica regione, è forse l'unicum più particolare. Caduto quella che è la cortina di ferro e quindi l'esistenza della contrapposizione tra il mondo occidentale e quello orientale, sono andati via anche i militari. È chiaro che l'obiettivo della salvaguardia della nostra autonomia passa attraverso la nostra differenza che vogliamo continuare ad avere. E in questo l'amministrazione regionale ha dato vita ormai da diversi anni, da diversi lustri oso dire, a un'agenzia che ha il compito di valorizzare, di diffondere la lingua friulana. Abbiamo l'opportunità di sentire qui con noi il presidente Eros Cisillino, che invito a raggiungerci sul palco.
immagino che anche lui farà un intervento in friulano. Noi dobbiamo in qualche modo usare in questo caso la lingua che ci accomuna con gli ospiti che sono in collegamento dal resto d'Italia, perché l'italiano a questo punto diventa il minimo comune denominatore, una volta tanto, no? Tra minoranze l'unico modo per potersi capire è quello di utilizzare l'italiano, ma Eros sicuramente farà un saluto in friulano, poi al massimo vi faremo la traduzione simultanea, ma è anche bello sentir parlare la nostra lingua, ha una bella cantilena, no? Vedo che asseriscono i nostri invitati via web e quindi Eros, a te la parola. Ben, buonasera a tutti. Sì, in realtà il Furlan alla elements una vora d'ogna anche alle lenghis dall'arc alpin, che io penso che poi di qualche dei nostri relatori, insomma, arriverà a chiappare qualche elemento familiare, ecco. La roba che vorrei svolgere di subito, perché i nostri relatori forse non lo vedono, ma che sala qui è plena di amministratori comunali, tra sindics e assessors, e che io penso che sia un gran successo dall'Assemblea di Comunità Linguistica Furlana presieduta di un sindic, Maur Maier, che presente, che mi ha presentato come davanti. Ecco. I ringrazio per il grande impegno che la Regione fin come ha approfondito per il Furlan in specifico, e quindi l'assessore Roberti, Vincentut, il suo intervento, sta aspettando il Presidente del Consiglio Zanin, ma insomma potrei ricordare anche tanti altri. Ecco. I riguardi e i ringrazi anche i nostri appunto relatori che insomma sono particolarmente interessanti, sarà interessante sentire, tra che i relatori lì i varin anche un esperto appunto che arriva dall'Arlef, quindi il dottor Toresin che chiacchiererà dopo di me. Troppo possei importante la lingua locale, talis pubbliche amministrazioni. Sarebbe anche inutile chiacchierare di che roba qui, tal senso che avrei scontata, ma in realtà ti fa bene a interessarsi e a tenerla viva, proprio perché ha un valore fondamentale, è il valore del nostro territorio, l'attaccamento del nostro territorio. Fin tra mai come sono anche gli imprenditori che alle volte il privato arriva prima dal pubblico che assistono indrecciando verso le lingue locali, che sono le lingue germanofone che li vengono anche questo, dal Friuli Venezia Giulia, ma anche sloveni e soprattutto dal nostro caso, dal caso dell'Agenzia regionale per la lingua furlana che ha il piacere e l'onore di rappresentare anche appunto il Furlan. No? Una delle robe interessanti per la pubblica amministrazione è che sono dei bei segnali di vicinanza verso appunto le lingue minoritarie, però sono dei segnali alle volte spontanei, che in realtà non reclamano un alc di strutturato, una pianificazione che appunto viene prodotta al plan generale di politica linguistica, che è stato fatto buon appunto dalla Regione, ma che però rappresentano in Cainà dai esempi su una lavoro importante. Intanto partiamo subito con la cartellonistica, e vi ho fatto un band proprio dall'Arlef per cercare di sostenere le toponomastiche locali, e gli di dire che i comuni, la percentuale di comuni che hanno aderito è una lavoro elevata e probabilmente, non vorrei sbagliarmi, ma dagli ultimi da schiai, ha coinciso con i comuni, col numero dei comuni che fanno parte dell'Assemblea di Comunità Linguistica Furlana. Il che vuol dire che fa sinergia da grandi risultati e quindi continuare su questa strada qui. Ma dai bei esempi che si possono citare, possei ad esempio il corpo di polizia locale dal comune di Tumiec, che ha risposto tanto per sé veramente bravo, ecco, in Furlan alle richieste che vengono date per Furlan, ma anche tante altre amministrazioni che mettono in campo dalle azioni specifiche proprio per tutelare e per promuovere, che è l'importante, promuovere la marilenga. Tra queste iniziative è fondamentale segnalare anche che sono ufficiali, quindi che coinvolgono magari settori lì che si chiama proprio la vita dal comune, dagli organi
dagli organs che fanno parte appunto dal comune, ma anche perché riguarda appunto la popolazione che va dal comune perché ha le risorse che appunto in sé li più svariati, tra cui chiacchierare anche dalla chiarta d'identità. Che è un obiettivo che, insomma, è in lavoro di tanti, come tanti altri obiettivi, ma sono sicuro che come tanti altri obiettivi arriveremo a raggiungerlo. Tra le segnalazioni interessanti che si può dare è il comune di Sappada, che all'interno dei suoi concorsi ha inserito la conoscenza dal dialetto locale, germanofono, ma anche i disares tutti i comuni dall'area di Guriziana, ma anche soprattutto dall'ex provincia di Trieste, che approiono in tal concorso il fatto di sapere il sloveno. Allora a quel punto qui avendo domandarsi anche di naturale. C'è vuol dire che in Friuli chi vincusi tantis, nella regione Friuli Vignese Giulia, e in specifica per la lingua furlana, i vincusi tantis importanti normativi che approiodino appunto la tutela, la salvaguardia e la promozione. C'è vuol dire che all'interno dei concorsi non viene mettuta appunto la conoscenza della lingua furlana, che chi ha le aldi fondamentali, perché tanti volti le persone che sono i collaboratori dei sindaci, e quindi i dipendenti comunali, i collaboratori chiaramente anche degli assessori, hanno a che fare con int che aveva in comune un livello di confidenza che proprio la lingua locale, proprio la lingua mari, può conferire. È un discorso valevole anche per la sanità. E vince tanti esempi dalla sanità di medici che riportano che i malans descritti in lingua mari e i malans descritti tan per sé clars in italiano hanno due forme completamente differenti. Quindi la diagnosi di una banda, doprando la lingua mari, sicuramente arriva verso la risoluzione del problema, ma anche verso un'economia dalla spesa pubblica per la sanità, appunto. Insomma, di esempi sono dettagli, però come che si torni a dire, sono applicati in maniera spontanea. Ben venga che a sedin, ma l'importante insomma che dedin una costruzione organica e che dedin dalle linee che a Podinsei, che proprio la comunità linguistica furlana ormai sta egregiamente ripartendo in davanti. Sicché dante il benvenuto e il buon proseguo dei lavori, che speri che non spartaranno anche a qualche nozione importante di poter partire a chiesa, di poter divulgare sul territorio, i saluti anche io, tutti che hanno fatto in par magari dalle amministrazioni, come il dottor Feliciano Mideot e il sindaco prima riguardava che chiacchierando di oculà, è vera, perché anche noi iscrivim disin con una forma coinè, ma i tutelin la varietà locale. La mia varietà locale è una vora d'ogna dalla Westra e sono contento di partarla chi usgnot. E sebbene che insomma ognuno vinca la nostra varietà, mi pare di vio di questa sala così plena, così partecipata, che se dell'interesse comune, di là in davanti però sono un furlan e anche su che altre lingue minoritarie, di là in davanti in una strada unita e sicuramente con forza e con sinergia. Bene, grazie alla comunità linguistica furlana che hanno fatto schiattare i momenti qui di poter discutere insieme e soprattutto grazie perché potrà fare al futuro. Di nuovo, mandi e buon lavoro. Grazie, allora. Grazie al Presidente Cisilino e entriamo nel vivo del convegno, entriamo al cuore di questa serata. Passerei quindi la parola al primo intervento tecnico appunto di questo convegno e in particolare al Procurador del Comune General de Fascia, Giuseppe De Tomas. Giuseppe De Tomas, già deputato dal 1996 al 2006, ci getterà una luce su quello che è l'utilizzo del ladino all'interno della provincia di Trento. E proprio perché nel 2013 ha fatto parte appunto del Consiglio Provinciale di Trento nel seggio riservato ai ladini.
È stato assessore regionale del Trentino Alto Adige con delega proprio alle minoranze linguistiche e dal 2020, come detto, è procurador del Comune General de Fascia, quindi sicuramente un intervento di spessore e formativo anche per la nostra situazione. Grazie molte, formativo lo spero, nel senso che posso dare un contributo. Naturalmente la questione delle minoranze linguistiche in Italia è una questione complessa, articolata, che ha moltissime realtà. La questione, per esempio, dei ladini è una questione che si innesta in queste diversità, in queste peculiarità, perché la minoranza ladina è divisa, la minoranza ladina dolomitica è divisa in 2 regioni e 3 province, e i ladini della provincia di Bolzano hanno un regime giuridico di tutela che poi magari in qualche modo si adatta a quello che è previsto per i rapporti tra gli italiani e i tedeschi nella provincia di Bolzano, e di cui poi l'amica consigliera Amos vi parlerà, e invece i ladini della provincia di Trento hanno una tutela diversa, basata sì sullo statuto, sulla norma comune dello statuto di autonomia della regione Trentino Alto Adige, ma che ha avuto uno sviluppo molto diverso. I diritti dei ladini nella provincia di Trento hanno dovuto aspettare la fine degli anni 90 per essere riconosciuti, nonostante lo statuto sia del 72. La prima normativa di attuazione dello statuto, che in qualche modo interpretava in maniera estensiva il dettato dell'articolo 102 dello statuto, che prevedeva la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura ladina, non diceva nulla, ecco, l'articolo 102 sull'uso del ladino nelle pubbliche amministrazioni, ma in una declinazione, come dire, anche estensiva e vorrei dire interpretativa e creativa del diritto, la norma d'attuazione è andata a colmare questo, o meglio a specificare in cosa consiste la tutela della lingua. E naturalmente la tutela della lingua, al di là della lingua stessa, al di là dell'insegnamento della lingua stessa, l'uso della pubblica amministrazione diventa fondamentale, perché in qualche modo attiene al rapporto tra il cittadino e le istituzioni, e tanto più le istituzioni sono vicine al cittadino e tanto più le istituzioni sono del cittadino, quanto più si devono avvicinare, devono essere tutt'uno con il cittadino. Quindi l'uso della lingua nella pubblica amministrazione diventa vitale. Nel 96, dicevo, c'è stata la prima norma d'attuazione che lo ha riconosciuto, poi via via c'è stata poi anche una norma quadro della tutela delle minoranze linguistiche nella provincia di Trento nel 2001, e che ha sostanzialmente ricalcato la norma d'attuazione, che è stata peraltro oggetto di implementazione e rimaneggiamento. Devo dire che la questione dell'uso della lingua nelle pubbliche amministrazioni poi non si discosta neppure dall'identità delle amministrazioni. Ecco, qualcuno di voi si chiederà che cos'è questo Comune General de Fascia e cos'è questo procurador. Anche qui la questione della tutela del ladino e dell'uso del ladino nelle pubbliche amministrazioni ha avuto un'ulteriore implementazione, un ulteriore sviluppo nel riconoscimento nella Valle di Fassa di un ente intermedio, che è il Comune General de Fassa, che è l'ente sovracomunale che rappresenta tutti i ladini della provincia di Trento, 7 comuni della Val di Fassa sostanzialmente, ma questo riconoscimento, che prima era avvenuto con una legge provinciale, è stato poi inserito anche nello statuto di autonomia, quindi con una legge costituzionale, e il Comune General de Fassa è diventato l'unico ente sovracomunale che non siano quelli previsti dall'articolo sovracomunale territoriale autonomo, che non siano quelli previsti dall'articolo 114 della Costituzione. Ritornando a bomba, perché mi rendo conto di raccontarvi delle cose magari molto peculiari, molto particolari, ma ritornando a bomba sulla questione dell'uso del ladino per i ladini nella provincia di Trento, devo dire che c'è un riconoscimento oggettivamente omnicomprensivo, nel senso che i cittadini hanno il diritto di rivolgersi alle pubbliche amministrazioni in lingua ladina, e generalmente lo fanno pure. Anche gli atti tendenzialmente dovrebbero essere tradotti in ladino, e in linea di massima lo sono, sicuramente quelli normativi, quelli sanzionatori, quelli regolamentari. Per quanto riguarda il Comune Generale, naturalmente, che è l'ente che ha la competenza in materia di tutela della minoranza, ed fa anche
fornisce anche il servizio di sportello linguistico, per quanto riguarda il Comune Generale de Fassa, tendenzialmente traduce tutto. Dopodiché, peraltro, quando sono arrivato nell'ente che in questo momento presiedo, ho trovato un regolamento che stabiliva e esplicitava quali erano gli atti che dovevano essere tradotti. E devo dire, con una certa sorpresa, era un regolamento contro la legge, nel senso che escludeva la necessità di tradurre gli allegati alle deliberazioni. Mi rendo conto che a volte, quando le implicazioni del diritto-dovere di usare la seconda lingua, a volte insomma sono un peso, nel senso che implicano più lavoro, implicano più... e spesso i cittadini magari non lo capiscono neppure, eppure è uno dei principi fondamentali. Insomma, ho cercato di sbarazzarmene e chiedere alla Regione se ci dava la possibilità di avere un fondo specifico integrativo di quello che dava la provincia di Trento, proprio per supportare l'attività di sportello linguistico per le altre pubbliche amministrazioni e per il Comune Generale. Brevemente vi racconto 2 o 3 aneddoti, nel senso che noi abbiamo una normativa molto, direi, interessante e anche buona, una normativa di tutela. Mi verrebbe da dire che i ladini della provincia di Trento hanno un corpus normativo a livello insomma, molto molto avanzato. Forse in Italia non sono molte le comunità che hanno questo grado di tutela, anche perché è riconosciuto questo ente e quindi c'è il riconoscimento che la tutela della minoranza non è soltanto una tutela che riguarda la lingua, ma riguarda anche le istituzioni nelle quali l'identità può trovare motivo di implementazione e quantomeno di tutela. Dicevo, per esempio dal 2006, che una norma d'attuazione, quindi una norma subcostituzionale, prevede la possibilità, anzi il diritto di avere la carta d'identità bilingue. Siccome ne parlava prima William Ciselino della carta d'identità bilingue, dicevo noi ce l'abbiamo scritta questo diritto dal 2006 e ancora adesso non ce l'abbiamo. Per cui il percorso per arrivare alla norma scritta è un percorso che poi deve però poi dare delle ricadute e delle messe a terra che spesso ci impiegano un po' di tempo. Per quanto riguarda la questione della lingua ladina nella pubblica amministrazione, poi si scontra anche con un altro principio, che è quello della standardizzazione del linguaggio e della lingua. Per quanto riguarda la Val di Fassa, si usa per quanto riguarda il diritto all'accesso al rapportarsi alla pubblica amministrazione per i cittadini, c'è il diritto di usare la variante che uno crede, ma gli atti scritti vengono tradotti nel ladino fassano standard. Il problema è che è una lingua parlata da 10.000 abitanti e diventerebbe strategico, ma qui il discorso diventerebbe ancora più lungo, strategica una standardizzazione del linguaggio, quantomeno l'adozione di una variante della lingua ladina usata anche nelle altre valli dolomitiche, non so, il Badiotto piuttosto che il Gardenese, o quella che era il progetto di Ladin Dolomitan, la lingua standard, che era un koiné, che era una lingua in qualche modo artificiale. Ecco, io credo di avervi detto più o meno tutto, nel senso che il percorso per arrivare alla definizione e al riconoscimento del diritto è un percorso lungo, complesso. Il discorso di far cadere a terra quello che è previsto dalla norma diventa ancora più complesso. E poi ricordo ancora un'altra cosa e chiudo qui davvero, che lo diventa sempre di più nel momento in cui la maggioranza non ha interesse a questo. I passi avanti che la minoranza ladina è riuscita a fare sono stati sempre fatti nei momenti nei quali erano funzionali questi passi avanti nel riconoscimento dei diritti, erano funzionali alla maggioranza e quindi la tutela dell'autonomia della provincia, al riconoscimento delle peculiarità rispetto ad altre. Sostanzialmente la minoranza, tanto più piccola quanto più difficoltà ha a farsi riconoscere solo per quello che è, a prescindere dal rapporto con la maggioranza.
Anche questa è una presa di coscienza che in qualche modo deve illuminarci e deve guidarci anche in prospettiva. Grazie molte e sono a disposizione se c'è qualche domanda. Grazie mille. Allora, intanto ricordo se c'è qualcuno tra il pubblico qui presente o magari anche da casa che vuole fare delle domande, lo faccia pure, perché diamo adesso lo spazio eventualmente per le domande. Quindi chiedo se ci sono delle domande qui in sala o se ne sono state raccolte attraverso i social. Io intanto volevo comprendere, ecco, il discorso, quali sono i passaggi che dovete ancora fare per il discorso della carta d'identità, e poi mi interessava capire anche quanto all'interno dei municipi, ad esempio, è presente la cartellonistica bilingue, o se, come citava prima Eros Cisilino, noi abbiamo delle piccole situazioni ancora, purtroppo, dove a richiesta scritta in lingua friulana si risponde in friulano. Ecco, volevo capire se da voi queste cose già esistono o se sono molto più strutturate. Allora, il problema sulla carta d'identità è un problema che via via si è, come dire, il commissariato del governo prima dovevano, per una questione di spending review, dovevano finire i moduli, le vecchie carte d'identità. Poi con l'inserimento della carta d'identità digitale si sono, come dire, sovrapposti e frapposti problemi di ordine tecnico. Poi sembrerebbe che per la provincia di Bolzano le carte d'identità invece siano state sostanzialmente definite e manchi poco alla loro distribuzione. Per la provincia di Trento mi pare che siamo ancora in alto mare. Il problema vero è che dobbiamo, a fronte di una legge dello Stato che dovrebbe mobilitare gli organi dello Stato ad applicarla, in questo caso perché è una norma d'attuazione e quindi non un decreto, anzi un decreto legislativo, siamo sempre noi, minoranza, a dover in qualche modo chiedere, non rivendicare il diritto, perché quello c'è, ma chiedere l'applicazione del diritto. Insomma, anche questo è un paradosso, se vogliamo. Per quanto riguarda la segnaletica e diciamo, le comunicazioni al pubblico delle pubbliche amministrazioni, lo fanno generalmente, direi, in bilingue, quando non addirittura alcune comunicazioni solo in lingua ladina, ma in linea di massima bilingue. Insomma, direi che da questo punto di vista la segnaletica, c'è stata qualche tempo fa, il Comune Generale de Fas aveva fatto anche una campagna sostenendo anche lo sforzo economico di chi voleva fare le comunicazioni in ladino, si chiamava Per la Dinamo più bel, proprio per diffondere l'idea, ma ripeto, dipende molto da chi sono i soggetti a cui si rivolge la comunicazione. Tenete presente che la Val di Fas è una valle molto turistica, ci sono 6 mesi all'anno a 6 volte più turisti di quelli che sono gli abitanti, per cui insomma diventa, se uno vuole raggiungere l'obiettivo di far conoscere una cosa alla gente, insomma diventa difficile usare soltanto una lingua o soltanto 2 lingue. Se invece ci sono le comunicazioni dirette ai cittadini, quelle debbono essere fatte, quelle delle pubbliche amministrazioni comunque per legge debbono essere fatte in maniera bilingue, proprio è previsto anche le comunicazioni, non solo gli atti pubblici, e peraltro c'è tutta una disciplina, una normativa che prevede la precedenza assoluta nell'assunzione dei dipendenti pubblici e dei dipendenti delle società all'epoca concessionarie, ma insomma che svolgono servizi di pubblica utilità, per chi ha la conoscenza del ladino dimostrata davanti a un'apposita commissione, e nelle scuole c'è proprio la riserva dei posti per chi ha il ladino. Sostanzialmente, se uno non ha il patentino di ladino non può accedere al ruolo, può fare soltanto delle supplenze. Dicevo, la normativa c'è, è abbastanza applicata, non del tutto, non fino in fondo. Ecco, quindi l'ultimo aspetto è particolarmente interessante. Noi a scuola abbiamo il problema che a volte non abbiamo gli insegnanti che sanno la lingua friulana, e le scuole non sanno come sostituirli perché non hanno magari il titolo. Ecco, allora a noi già sarebbe un'integrazione avere la supplenza di persone che lo sanno effettivamente parlare. Ecco, questa è già una considerazione
l'aspetto ecco, dell'assunzione sui contratti di lavoro è altrettanto interessante, perché anche questo è un tema sul quale ci stiamo iniziando a interessare e a dibattere. Nel caso di alcuni comuni so che hanno introdotto un punteggio di premialità, ecco, quindi non discriminando nessuno, ma chi ha quella conoscenza ha qualche punto in più che permette eventualmente nella selezione di poter fare qualche passo in avanti. Io chiedo se sono arrivate delle domande, altrimenti andrei... Non ci sono domande. Ci ha raggiunto anche il Presidente del Consiglio regionale Pier Mauro Zananin, non so quanto tempo abbia, se lui vuole stare perché secondo me gli interventi, conviene forse sentire gli interventi e poi gli faremo fare delle considerazioni. Alessandra, a chi tocca adesso? Procediamo, sempre nel vivo. Abbiamo citato la provincia di Bolzano e quindi ci colleghiamo con gran piacere e gran interesse nel sentire la testimonianza di Magdalena Amhoff, prima consigliera comunale, assessore all'istruzione, sport e giovani a Bressanone. Nel 2013 è stata eletta in Consiglio provinciale a Bolzano ed è attualmente presidente della prima commissione affari istituzionali. Quindi a lei chiediamo appunto un contributo proprio circa l'uso del tedesco nell'amministrazione pubblica in provincia di Bolzano. Grazie Maddalena Amhoff. Buonasera a tutti, un saluto particolare a Giuseppe De Thomas con il quale sono stato in Consiglio regionale. Per primo grazie di poter intervenire a questa serata. Ich darf euch auch alle recht herzlich in meiner Madrelingua, come ho capito io, begrüßen. Das freut mich sehr. Continuo con l'italiano, che è un po' più difficile per me, però cerco di elencarvi come l'abbiamo risolto noi in provincia di Bolzano, però visto che abbiamo anche una lunga tradizione. L'utilizzo del tedesco nell'amministrazione pubblica è già stato formulato nel 1946 nel contratto di Parigi, nel primo statuto d'autonomia, e poi riscritto con norme di attuazione nel secondo statuto d'autonomia, detto il nuovo statuto d'autonomia nel 1972. La premessa è che il tedesco è equiparato alla lingua ufficiale che fino al 1946 era l'italiano. Da noi praticamente nel servizio, nell'amministrazione pubblica, le due lingue sono equiparate ovunque. Per arrivare però anche al fatto che tutti i dipendenti pubblici parlano anche tutte e due le lingue, che un cittadino che va lì ad uno sportello abbia anche la possibilità di parlare nella propria madrelingua. Abbiamo 4 piloni, direi. Per primo, il censimento che verrà fatto nell'intervallo di 10 anni. Quel censimento significa che ogni cittadino da 18 anni in su dichiara a quale lingua si sente, a quale gruppo linguistico si appartiene. E questo censimento viene fatto su tutta la provincia, è un lavoro enorme che viene fatto ogni 10 anni, e io praticamente sin dal mio 18° compleanno mi sono dichiarata appartenente al gruppo linguistico tedesco. La stessa cosa, i ladini si appartengono al gruppo linguistico ladino, gli italiani al gruppo linguistico italiano. E dopo questo censimento si calcola la percentuale, una volta sul livello provinciale e l'altra volta sui livelli comunali. E qua ci arrivo come poi infatti anche la lingua viene utilizzata nei vari comuni. Attraverso questo censimento, adesso prendo il comune di Bressanone. Bressanone, per esempio, l'ultimo censimento che è stato fatto, a Bressanone il 27% dei cittadini di Bressanone si sono dichiarati appartenenti al gruppo linguistico italiano, 69 appartenenti al gruppo linguistico tedesco e 4% a quello ladino, anche essendo non italiani, non sempre tedeschi, perché anche
persone che arrivano da fuori hanno la possibilità, appena hanno la cittadinanza italiana, di rappresentarsi a questo censimento. E adesso se il comune di Bressanone, per esempio, fa un bando per un posto di lavoro di quarto, quinto, sesto, settimo, otto livello, deve sempre guardare alla propria percentuale e dipende dalla percentuale quanto ha ancora di spazio per poter bandire questo posto di lavoro a una persona di lingua italiana o a una persona di lingua tedesca, per avere sempre questa percentuale etnica. Adesso arrivo alla percentuale etnica. Da questo censimento calcoliamo la percentuale etnica e attraverso questa percentuale etnica diamo i posti di lavoro, ed è sicuramente il punto più importante della convivenza pacifica nella nostra provincia tra i vari gruppi linguistici, questa percentuale etnica. Non è sempre bello dirlo, però a tante persone che vengono a vedere il nostro sistema di autonomia dicono: ma come si può fare, come potete costringere la gente a dichiararsi tedeschi, ladini o italiani? Non è giusto, però noi abbiamo avuto anche nell'ultima legislatura una lunga discussione su un refresh del nostro statuto d'autonomia, però sulla proporzionale etnica abbiamo discusso alla lunga, però alla fine abbiamo deciso di non toccarla, di rimanere su questo sistema che ci garantisce la rappresentanza nel mondo amministrativo di tutti i gruppi linguistici in un modo io direi corretto, trasparente e corrispondente a come è composta anche la nostra società. Il terzo pilone, ho iniziato col censimento, vi ho spiegato adesso la proporzionale etnica, e il terzo pilone sarebbe poi il certificato dell'appartenenza linguistica, della conoscenza, il certificato il certificato dell'appartenenza linguistica, giusto? Allora, io ho fatto praticamente con i miei 18 anni questo certificato dell'appartenenza linguistica, però non è detto che io, una volta dichiarata tedesca, devo per sempre essere dichiarata tedesca. Posso anche cambiare questa mia appartenenza, però non la posso cambiare ogni qualvolta quando mi viene in mente di dover cambiarla, perché vedo che al momento l'amministrazione pubblica offre più posti per italiani, allora adesso mi dichiaro italiana. Non funziona, questo non funziona. C'è una clausola dentro che io, quando cambio la mia appartenenza linguistica, la ricevo al più presto entro 18 mesi dalla mia dichiarazione, quindi i bandi nel frattempo si sono fatti, per dirlo chiaro e tondo. Lo abbiamo messo dentro proprio per evitare che la gente cambia da un minuto all'altro la sua appartenenza linguistica. È un sistema abbastanza rigido, però secondo me anche giusto per mantenere questo sistema dell'utilizzo delle due lingue. E il quarto pilone è poi il patentino. Il patentino che prevede l'esame di bilinguismo. Ognuno che vuole entrare a lavorare nell'amministrazione pubblica deve infatti avere per primo questo certificato dell'appartenenza linguistica, altrimenti non può neanche partecipare ad un bando, e per secondo deve avere il patentino, significa deve conoscere tutte e due le lingue nel modo equo per il posto di lavoro. Io per esempio, che mi sono laureato, ho dovuto fare l'esame del patentino a livello più alto, poi per la maturità è previsto quello di livello B, e ognuno
che vorrebbe partecipare ad un bando pubblico deve prima fare questo esame di bilinguismo. Ritorno un attimo al certificato anche dell'appartenenza linguistica. Questo certificato mi dà anche la possibilità di partecipare a elezioni con il diritto di voto passivo. Se non lo faccio, se io non dichiaro la mia appartenenza linguistica, non ho neanche il diritto di essere candidata da consigliera comunale, né da consigliera provinciale, non ho diritto di partecipare ad un'elezione praticamente. Per cui normalmente ogni ragazzo lo fa. Noi avvisiamo anche la gente perché con 18 anni hai il diritto o devi dichiarare la tua appartenenza linguistica. Mandiamo a tutti i ragazzi appena 18 anni, ricevono la lettera da parte del comune per andare poi normalmente al tribunale e lì dichiarano poi il loro gruppo linguistico. Prima si parlava anche della carta d'identità. Noi abbiamo la carta d'identità in tutte e due le lingue, tedesco e italiano, non ancora in ladino, quello è una lunga discussione ed è anche forse ci si potrebbe anche collegare con i colleghi del Trentino, però l'abbiamo in tedesco e in italiano. Se sia quella carta in carta, però ho guardato appena perché mia figlia è l'unica in famiglia che lo ha digitale, ho appena guardato e anche la sua carta identità è bilingue, addirittura trilingue perché hanno messo anche l'inglese, però voglio dire, tecnicamente è anche fattibile farlo, visto che c'è già la nostra carta d'identità. Volevo farla vedere, però mi sa che qua si vede Repubblica Italien, Innenministerium e poi sotto cognome, name, nome, forname, quindi vedete che già abbiamo la carta d'identità bilingue. Ecco, chiedo scusa, c'è una domanda che penso proprio che sia proprio relativa all'argomento, la Malisana Rossella, sentite bene? Queste norme discendono dallo statuto della vostra regione? Sempre dello statuto di autonomia, sì, che riguarda la nostra regione, quello del 46 e poi del 72. Sono tutte norme, allora nello statuto d'autonomia del 46 erano indicate, lo era indicato, però non era definitivo in che modo si arriva poi anche a questo bilinguismo nell'amministrazione pubblica. Le norme di attuazione sono poi state definite nel 72 con seguenti norme. Bene, grazie. Non so se aveva ancora degli altri livelli, degli altri filoni da aggiungere o possiamo procedere. Io sinceramente ero rimasto fino al terzo filone e ho detto ma se uno parla in tedesco e uno parla in italiano come fanno a lavorare assieme? Però poi invece col discorso del patentino, del bilinguismo, è chiaro che si comprende che una lingua alla fine anzi due lingue devono dimostrare di saperle, di conoscerle entrambe. Una curiosità sulla scuola. Sulla scuola, cioè in questo caso come funziona? Cioè l'insegnamento del tedesco e dell'italiano sono paritarie o ci sono delle scuole che insegnano solo in tedesco, scuole che insegnano solo in italiano? Anche perché mi sembra che parecchi poi finiscono la carriera universitaria a Innsbruck piuttosto che in Italia, no? Cioè, quindi si fa quel tipo di percorso. Ve lo spiego molto volentieri. Allora, noi abbiamo due sistemi scolastici. Quello normale, diciamo, che è il sistema dove abbiamo diviso le scuole tedesche e italiane. Allora,
esiste in quasi ogni comune dove abbiamo i rappresentanti dei due gruppi linguistici, abbiamo due scuole, una scuola tedesca e una scuola in lingua italiana. La stessa cosa vale anche per le scuole materne, dalle scuole materne fino in su alla maturità. È un finanziamento enorme, garantire tutte e due le scuole sul territorio, è ovvio, però è molto importante e dalla prima classe in poi nella scuola tedesca viene insegnato l'italiano come seconda lingua e la stessa cosa vale per la scuola italiana dove dal primo anno in poi hanno il tedesco come seconda lingua. E si va su fino alla maturità in questo metodo. L'unica cosa dove non abbiamo la divisione linguistica è quello sul livello degli asili, com'è che le chiama? Scuole dell'infanzia. Per i piccoli dai 0 ai 3 anni, lì non l'abbiamo diviso. O i nido? I nidi, lì non abbiamo diviso tra i gruppi linguistici, solo dalla scuola materna in su. E poi c'è il sistema ladino. Nelle valli ladine, nelle due valli ladine, nella Val Gardena e anche nella Val Badia, abbiamo un sistema, come ve lo spiego, lì le tre lingue vengono insegnate nello stesso, equiparate, diciamo. Un anno ho matematica in ladino, nel prossimo anno lo ho in italiano e il terzo anno in tedesco. Praticamente lì è un sistema misto. Nella stessa scuola insegnano insegnanti di madrelingua tedesca, ladina e italiana e si dividono tra di loro le varie materie, così che un bambino quando esce dalla quinta elementare ha avuto un insegnamento in tutte e tre le lingue, in tutte le materie. Questo però esiste solo nei valli ladini, non nel resto della provincia. Lì abbiamo praticamente le scuole ben divise, la scuola tedesca e la scuola italiana, con anche un'amministrazione divisa. Non c'è neanche lì una collaborazione, hanno anche le loro linee guide pedagogiche completamente diverse, anche l'assunzione del personale è diversa. E quel che però è forse importante dire che nelle scuole tedesche l'italiano può essere insegnato solo dalle persone di madrelingua italiana. La stessa cosa vale anche per la scuola italiana, dove l'insegnamento del tedesco può essere fatto solo da parte di insegnanti di madrelingua tedesca. C'è tanta volontà di fare anche delle scuole miste su tutta la provincia, lì cerchiamo di evitarlo perché vorremmo mantenere questo sistema, perché come minoranza sappiamo che mescolando le cose si perde velocemente i radici. Sì, ma forse voi friulani mi capite, quindi cerchiamo di evitarlo in tutti i sensi. Però c'è una gran formazione anche da parte dei genitori che vorrebbero avere delle scuole miste. Quindi c'è, diciamo, una richiesta da parte della popolazione che vorrebbe il bilinguismo, ma la parte istituzionale continua a mantenere, diciamo, fermezza da questo punto di vista. Sì. Chiedo se ci sono domande qui in sala o se no io avrei solo una battuta, che è una battuta così scherzosa per ringraziare anche dell'intervento, e quindi anche il corpo elettorale, avendo la suddivisione, cioè la possibilità di candidarsi per o i tedeschi o per gli italiani, cioè vi dividete anche il corpo elettorale, di fatto i comizi li fate o in tedesco o in italiano, giusto? Giusto. Noi abbiamo abbastanza
gruppo compatto di elettori tedeschi che votano ancora oggi la Südtiroler Volkspartei, però si può anche dire che nel gruppo linguistico italiano c'è molto più cambiamento, molto più divisione di vari partiti. Lì il gruppo linguistico tedesco è molto più compatto, anche se inizia sì, come ovunque con i partiti popolari, stiamo perdendo terreno, però è vero, noi facciamo soprattutto comizi di lingua italiana per rappresentare il ladino, perché noi come partito siamo un partito che rappresenta in primis il gruppo linguistico e ladino, le due minoranze. Ci sentiamo almeno di dover rappresentare loro. Beh, grazie mille a Magdalena. Non so se si ferma tutta la serata come prima Giuseppe De Thomas, vi ringraziamo per gli interventi, se poi avete altri impegni sappiamo che insomma ci avete dato un contributo e vi ringraziamo, altrimenti se volete continuare a seguire i lavori perché è interessante anche sentire un po' le varie esperienze. Adesso andiamo direttamente alla prossima. E continuiamo infatti il nostro approfondimento con Luciano Caveri, che appunto ci offre una prospettiva sull'uso del francese nell'amministrazione pubblica nella regione autonoma Val d'Aosta. E Luciano Caveri, già parlamentare europeo tra il 2000 e il 2003 e presidente della regione autonoma Val d'Aosta tra il 2005 e il 2008, attualmente ricopre il ruolo di assessore regionale all'istruzione, università e politiche giovanili. Quindi passiamo subito la parola a Luciano Caveri, che ringraziamo. Grazie mille, un saluto a tutti. Io sono stato anche parlamentare nazionale con Beppe De Thomas, quindi ci siamo molto divertiti in quegli anni a difendere alla Camera dei Deputati i diritti delle minoranze. Intanto vi dico che da noi la carta d'identità è bilingue, anzi a dir la verità, come raccontava l'amica sudtirolese, è trilingue, cioè italiano, francese e inglese. Io comincerei per farvi un pizzico di storia, non sarò lungo, cerco di stare negli 8 minuti che mi avete dato. Quando il mio bisnonno arrivò dalla Liguria in Valle d'Aosta dopo l'Unità d'Italia a fare il sottoprefetto, lui era perfettamente francofono, quindi si trovò bene, a quell'epoca, quindi siamo nella seconda metà dell'Ottocento, in Valle d'Aosta si parlava solamente il francese e la lingua popolare della Valle d'Aosta, che è il franco-provenzale, che è un misto, per chi si occupa di linguistica, tra la langue d'Ouïl e la langue, che era una lingua che era molto parlata e tra l'altro è rimasta solidamente. Poi con l'Unità d'Italia ci sono stati vari tentativi di italianizzazione, il peggio è stato in periodo fascista nei 20 anni del regime, quando addirittura hanno cambiato i nomi dei comuni italianizzandoli in maniera grottesca, in maniera un po' ridicola, e poi nel 1945 tutto è stato ripristinato e siamo tornati alla dizione esclusivamente in francese o franco-provenzale. Diciamo che la toponomastica è una toponomastica molto antica, ci sono anche delle ridondanze addirittura celtiche. Naturalmente il problema linguistico è diventato un problema centrale, non lo era con la Casa Savoia, perché come voi sapete il Regno di Savoia era intramontano, no? Cioè, la Savoia di oggi era territorio dei Savoia, i parlamentari nel Parlamento subalpino, i parlamentari valdostani, erano autorizzati a esprimersi in lingua francese, lo potevano fare correntemente. Tutto è cambiato poi con la Repubblica. La Valle d'Aosta durante la Resistenza ha posto il tema autonomistica come uno dei temi forti. Siamo arrivati nel 1945 e poi con lo Statuto di Autonomia del 1948 ad avere una forma autonomistica importante. Pensate che invece il fascismo alla fine degli anni 20 aveva creato la provincia di Aosta allargandola al vicino canavese, la zona di Ivrea, appositamente per italianizzare la Valle d'Aosta. Che cosa ha previsto lo Statuto di Autonomia Speciale? Ha previsto una forma di bilinguismo perfetto, e cioè l'equivalenza dell'italiano e del francese,
che si vede moltissimo in Consiglio regionale, quello che noi chiamiamo il Consiglio Valle, che è un parlamentino composto da 35 consiglieri. Ognuno parla la lingua che vuole, uno può parlare in italiano, l'altro può parlare in francese, non esiste traduzione, cioè si dà per scontato che chi in Valle d'Aosta ci vive deve essere in grado di usare le due lingue. Il francese nel comparto pubblico. Intanto il francese è obbligatorio per essere ammessi alla pubblica amministrazione, regione, comuni, e cambia naturalmente questo esame a seconda del livello del lavoro. Un conto è essere un bidello, un conto è essere un dirigente, un conto è essere un insegnante. Tutti gli insegnanti devono comunque passare la prova di francese, anche se insegnano, che so, matematica, e le lezioni con un rafforzamento che c'è stato nel tempo possono essere svolte in entrambe le lingue, si può passare da una lingua all'altra. Per lo Stato invece la situazione prevede sempre un esame di bilinguismo. Il bilinguismo tra l'altro viene pagato a tutti i dipendenti pubblici con una indennità di bilinguismo e naturalmente è ben diverso come dire, quel che capitava ancora alcuni anni fa. Noi abbiamo ancora un contenzioso con lo Stato perché prima esisteva proprio una logica di concorsi locali, le quali peraltro per alcune amministrazioni si sta tornando. Invece oggi può capitare che un carabiniere venga in Valle d'Aosta e per poter star qui poi e per ottenere soprattutto l'indennità di bilinguismo deve fare l'esame di lingua francese. Questo sistema non ha arginato un avanzamento dell'italianizzazione, bisogna essere onesti, tuttavia io devo dire che ci sono almeno due aspetti importanti. Intanto la scuola oggi fornisce una conoscenza della lingua francese molto importante ed è una lingua francese che diventa importante soprattutto in una logica duplice. La prima, i rapporti transfrontalieri. Noi confiniamo attraverso i colli ma anche attraverso il traforo del Monte Bianco con tutta la zona della Savoia, storicamente dei cugini per noi, e con la zona svizzera dei cantoni romandi, quindi cantoni di lingua francese. Quindi anche con le scuole si fanno scambi, ma soprattutto il francese, che è una grande lingua mondiale, ci consente di poter far parte delle istanze della francofonia. Io stesso di recente ho fatto parte di una commissione francese che sta studiando, sta riflettendo attorno a un ritorno delle altre lingue europee dopo lo strapotere dell'inglese, che oggi è parlato, a dire la verità, solo dall'8% come lingua madre, solo dall'8% dei cittadini comunitari. Quindi il francese come valore aggiunto, senza dimenticare il franco-provenzale. Franco-provenzale, come raccontava Beppe De Thomas, esattamente nelle situazioni del ladino, cioè non c'è stata una normalizzazione linguistica, ognuno parla il proprio patois nel proprio paese, con delle differenze anche assolutamente suggestive. Attorno al patois di Aosta si è raccolto una specie di koiné, che però non è ufficializzata. La scrittura è ancora in discussione, anche se noi abbiamo grandi poeti e grandi scrittori che hanno scritto in franco-provenzale. Poi noi abbiamo, lo dico alla collega del Tirolo del Sud, abbiamo anche una piccolissima minoranza Walser, i Walser che parlano due dialetti, il Titsch e il Teutsch, che sono un tedesco medievale, e che mantengono i loro costumi e abbiamo riconosciuto nello Statuto di Autonomia. Termino con un ultimo ragionamento sintetico. Quando io divenni deputato nel lontano 1987, feci una cena di iniziazione con un senatore della Südtiroler Volkspartei, che era un po' il capo nostro delle minoranze linguistiche, che si chiamava Roland Ritz. Roland Ritz a cena, durante questa cena romana, mi disse: ricordati una cosa, Caveri, che la tutela delle minoranze linguistiche passa attraverso le norme giuridiche. Uno può fare grandi dichiarazioni identitarie, può fare grandi espressioni culturali, può fare del folklore, ma le norme giuridiche sono quelle che basano la riconoscenza e la tutela delle minoranze linguistiche. Credo che questo sia stato per me un insegnamento, e ho avuto anche la gioia di essere sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nell'epoca in cui venne approvata la legge di tutela delle minoranze linguistiche,
che avevo prima seguito in Parlamento, quindi sono anche uno dei papà del riconoscimento del friulano. Ma ha ragione sempre Beppe quando dice che ogni minoranza linguistica deve avere un vestito su propria misura. Questo vale per i grecanici della Calabria, per quelli che parlano l'albanese in tutta la zona del sud, vale per i croati del Molise, vale per le parlate germanofone che ci sono anche in Veneto, vale per i miei amici occitani delle valli piemontesi. Ognuno deve costruire un proprio vestito e bisogna soprattutto affermare che esiste, scolpita nella pietra, quella norma tacitiana che venne scritta alla fine del percorso della discussione alla Costituente della prima parte della Costituzione. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. L'articolo 6, magari in una prossima occasione vi racconterò anche come questa norma nacque quasi d'improvviso e verso la fine, però è una norma che è importante e alla quale tutti noi che crediamo nelle minoranze linguistiche dobbiamo rifarci. Beh, grazie mille per questo intervento e come sempre è un piacere risentire Caveri perché l'abbiamo già avuto ospite anche in occasione del convegno sulla lingua friulana e sulle lingue minoritarie all'interno del servizio pubblico. Io una domanda ho da fare, perché qua ci sono diversi sindaci presenti qui in sala, magari anche qualcuno collegato via web. Prima mi raccontavi un po' così la questione del segretario comunale, no? Che è un tema che qui è molto sentito e che mi sembra che voi avete già risolto. Ecco, questo sarebbe una cosa molto interessante. Allora io intanto, come dire, mi appunto una medaglia, nel senso che nel 1993 presentai una richiesta per l'ottenimento, come per la Sicilia, della competenza esclusiva sull'ordinamento degli enti locali e trascinai anche in questa competenza il Friuli Venezia Giulia, con riforma costituzionale dei nostri statuti. Questo è importantissimo perché all'epoca noi, come dire, tagliammo i rapporti col Viminale, che una volta era il dominus anche di tutta questa materia. Noi nel tempo abbiamo anche forzato la mano con sentenza della Corte Costituzionale e oggi abbiamo un albo regionale dei segretari comunali che devono naturalmente fare un esame di francese per diventarlo e poi va detto che in alcuni comuni gli statuti comunali consentono anche in occasione dei consigli comunali non solo di esprimersi in italiano e in francese ma anche in franco-provenzale. Quindi credo che sia un filone che in qualche maniera dovreste seguire perché è molto importante poter contare, noi abbiamo 74 comuni di cui una trentina di quelli che possono essere considerati comuni polvere, cioè comuni di 100, 200, 300 abitanti, che però hanno, ciascuno di loro è a tutela di una vallata. Noi abbiamo una valle centrale e tante vallate laterali e talvolta anche un comune piccolissimo è a tutela di una zona impagabile. Io dico sempre che la Valle d'Aosta è una specie di arcipelago, ogni comune è un'isola del nostro arcipelago. Sicuramente avere un dirigente, qual è il segretario comunale, che sia espressione locale e che abbia una conoscenza anche della legislazione particolare delle nostre regioni autonome è un fatto estremamente importante. Grazie mille, questa è sicuramente una palla che rilanceremo anche su altre partite perché noi veramente siamo in grossissima difficoltà, abbiamo magari un segretario che condivide 5-6 comuni e da questo punto di vista insomma non è peccato copiare, quindi neanche si scopre l'acqua calda. Ecco, quindi, copiate volentieri, ecco, copiate volentieri. Visto che credo che siamo nello stesso diciamo, quadro normativo, questa cosa sicuramente potrà essere di interesse. Magari da questo convegno non risolveremo tutti i problemi dei comuni dal punto di vista del bilinguismo, ma questa potrebbe essere una grande soluzione per tutti i comuni del Friuli Venezia Giulia, sicuramente. Chiedo se ci sono delle domande o se no, anche in questo caso andrei avanti abbastanza veloce con una cosa. Chiedo un'ultima curiosità. I risponditori telefonici dei comuni, con che lingue rispondono in Valle d'Aosta?
Ma diciamo che in genere sono bilingui. Io devo dire che in genere da noi grandi segreterie telefoniche non ci sono, per cui rispondono le persone e si adeguano alla lingua con la quale parla l'interlocutore. Ho capito. Allora io vorrei far sentire una cosa, solo chiedo qui alla nostra regia se può lanciarla. Siete in linea con il comune di Castellons di Strada o siete in linea col comune di Castellons di Strade. Per proseguire in italiano digitate 1. Per continuare per furlan, fracait 2. Ecco, adesso ci fermiamo qui. 0. Qui ci fermiamo e per far capire che questo è uno dei servizi che l'ACLIF sta mettendo a disposizione dei comuni, lo dico anche a favore dei sindaci che sono presenti qui in sala. Il nostro organismo ha sicuramente come prima interlocuzione e il piano di politica linguistica che è appena stato così approvato e introdotto ci vede come protagonisti nei confronti delle amministrazioni comunali. Quindi per noi questo è stato così una rivendicazione che è partita dal basso, perché ci sono stati dei cittadini che ci hanno chiesto questa forma di salvaguardia e anche questo insomma fa un po' l'iniziare l'attività da parte dei comuni che sono il primo interlocutore dei cittadini e quelli che sono più vicini. Non so se avete inteso il fracait, ecco non so, vedo forse c'è un intervento, volate salutarvi tra Giuseppe De Tomas e Luciano Caveri, visto che... Beppe, domani ti telefono. Sì, ti aspetto. Ci vogliamo un bene dell'anima, anche se un po' di anni che per i casi della vita non ci vediamo. Chissà se c'è ancora Magdalena, che magari il Rozzi l'ha conosciuto. No, non la vedo, non è più in linea, va bene. Allora, andiamo avanti, vi ringraziamo veramente tanto della vostra testimonianza e avremo ulteriori opportunità e vi chiederemo insomma anche di tornare nostri ospiti. Andiamo avanti con un contributo video, mi sembra, vero? Sì, esattamente, della dottoressa Erika Rovatin dell'Ufficio Centrale Friuli Venezia Giulia per la lingua slovena. Il suo contributo è particolarmente utile e sentito proprio per capire lo stato dell'arte dell'uso dello sloveno nell'amministrazione pubblica in Friuli Venezia Giulia. La dottoressa Rovatin è infatti alla direzione dell'ufficio centrale, per la lingua slovena, proprio nell'ambito del servizio lingue minoritarie e corregionali all'estero della regione Friuli Venezia Giulia. Questo ufficio ha proprio la funzione di gestire e coordinare le attività inerenti all'uso della lingua slovena appunto nella pubblica amministrazione. Buongiorno, vi porto i saluti dell'amministrazione regionale. Sono Erika Crovatin, responsabile dell'Ufficio Centrale per la Lingua Slovena del Servizio Lingue Minoritarie e Corregionali all'estero. Intanto vi ringrazio dell'invito a partecipare al vostro convegno su un tema che ci sta particolarmente a cuore, al quale purtroppo non posso presenziare direttamente poiché si sta svolgendo in concomitanza la terza conferenza regionale sulla tutela delle minoranze linguistica slovena. Tra l'altro, proprio qualche giorno fa abbiamo partecipato alla conferenza regionale della lingua friulana, eppure quella è stata un'ottima opportunità di confronto. Dunque l'Ufficio Centrale risponde all'esigenza di attuazione delle norme di legge riguardanti la tutela della minoranza linguistica slovena in Italia, sanciti dalla legge 38 del 2001, la quale riconosce in particolare il diritto all'uso dello sloveno nei rapporti con le autorità amministrative, giudiziarie e locali, nonché con i concessionari di servizio di pubblico interesse negli ambiti del territorio di insediamento della minoranza slovena. Lo stesso diritto è stato poi ripreso e elaborato dalla legge regionale 26 del 2007. Il territorio di insediamento della minoranza slovena in Italia comprende grosso modo tutta la fascia confinaria con la vicina Repubblica di Slovenia, per un totale di 32 comuni nei quali si applicano le misure di tutela della minoranza slovena. Di questi, 7 comuni sono considerati da statuto comuni bilingui,
Ciò significa che l'attività amministrativa si svolge sia in lingua italiana sia in lingua slovena e che gli atti amministrativi vengono redatti anche in sloveno. In questi comuni è garantito il diritto all'uso dello sloveno anche durante le sedute dei consigli comunali, con la presenza di un interprete che provveda all'interpretazione simultanea degli interventi del sindaco e dei consiglieri comunali. Al fine di dare piena attuazione a questi principi e diritti, nel 2015, su impulso del Comitato Istituzionale Paritetico per i problemi della minoranza slovena, l'amministrazione regionale ha previsto l'istituzione dell'Ufficio Centrale per la Lingua Slovena con funzioni di gestione e coordinamento delle attività inerenti all'uso dello sloveno nella pubblica amministrazione. L'ufficio, la cui costituzione e i cui compiti sono sanciti dalla legge regionale 26 del 2007, è composto attualmente, oltre che da me, da 5 traduttrici e interpreti e da 3 dipendenti amministrative. Un ulteriore passo verso la piena realizzazione dei principi di tutela è stato rappresentato dalla costituzione nel 2018 da parte della Giunta regionale della rete per la lingua slovena nella pubblica amministrazione del Friuli Venezia Giulia, cui è seguita la stipula di apposite convenzioni triennali tra gli enti pubblici aderenti e l'Ufficio Centrale per la Lingua Slovena. Ad oggi le convenzioni sono state sottoscritte da 31 comuni della provincia di Trieste, Udine e Gorizia, nonché dalle aziende sanitarie, dalla Camera di Commercio e dall'ARPA. In questo modo i comuni e gli altri soggetti hanno accesso ai contributi statali per le attività di sportello linguistico, l'espletamento di traduzioni e le attività di interpretariato. Le attività della rete sono coordinate dall'Ufficio Centrale che provvede all'erogazione dei contributi statali e alla pubblicazione di bandi volti a promuovere l'uso dello sloveno nella pubblica amministrazione, ai quali possono partecipare anche i soggetti non aderenti alla rete. L'ufficio si occupa inoltre del coordinamento linguistico delle attività di traduzione svolte presso gli sportelli e gli uffici linguistici dei contraenti, fornendo loro un servizio di consulenza e di revisione linguistica delle traduzioni, corsi di formazione per traduttori e sportellisti, nonché assistenza nella risoluzione di quesiti linguistici. Tra le attività dell'ufficio, tra le varie attività, l'ufficio è impegnato da oltre 3 anni nell'analisi della terminologia giuridico-amministrativa italiana e slovena, allo scopo di standardizzare e normare il lessico amministrativo nella pubblica amministrazione in Italia. I risultati di tale attività vengono pubblicati periodicamente sotto forma di raccolte di termini normati e sul sito internet www.jeziknaklik.it, disponibile anche in italiano. L'obiettivo finale è quello di uniformare la terminologia, migliorare la qualità dei testi tradotti e prodotti nella pubblica amministrazione e agevolare l'attività dei traduttori e sportellisti. Il primo triennio di attuazione delle convenzioni è in scadenza in questi mesi. In vista della stipula delle nuove convenzioni che entreranno in vigore il 1 gennaio del 2022, l'Ufficio Centrale ha ritenuto opportuno effettuare una valutazione dei risultati fin qui ottenuti. Gran parte degli sportellisti e traduttori intervistati ha espresso un elevato grado di soddisfazione per la costituzione dell'Ufficio Centrale e della rete stessa, affermando che il lavoro ne ha beneficiato sia in termini di professionalità che coordinamento. Sottolineano in particolare i vantaggi derivanti dal sentirsi parte di una rete e non più abbandonati a loro stessi come avveniva spesso in passato. Gli stessi interlocutori riscontrano tuttavia che sono ancora troppo deboli le sinergie tra i soggetti e si rileva una scarsa attenzione soprattutto a livello decisionale, dove chi di competenza non ha familiarità con il lavoro di traduzione, le relative dinamiche e i requisiti professionali. Per concludere, mi sembra opportuno ricordare che il nostro ufficio si colloca in una realtà multilingue, dovuta alla presenza di diverse minoranze linguistiche autoctone che storicamente risiedono nella regione. Lo Statuto della Regione, che non a caso è una regione speciale anche in virtù della presenza delle minoranze linguistiche storiche, riconosce la parità dei diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono.
Pertanto crediamo sia di fondamentale importanza e nel nostro comune interesse approfondire la conoscenza reciproca e avviare una più stretta collaborazione tra le comunità linguistiche nel nostro territorio. Ben vengano dunque queste ed altre simili occasioni di incontro. Vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro un buon proseguimento. Ecco, un ringraziamento così a distanza alla dottoressa Hrovatin. È stato sicuramente importante il suo intervento, ha toccato temi caldi, temi al cuore anche forse di questo convegno della nostra identità regionale. È stato sottolineato l'importanza di fare una rete, del coordinamento, oltre che l'ingrediente fondamentale della nostra identità regionale, ossia questo plurilinguismo che corrisponde a una pluriculturalità che per lungo tempo forse non si è percepito veramente come una ricchezza, ma che davvero costituisce elemento essenziale della nostra specialità e quindi una chiave di comprensione necessaria del nostro presente, ma sicuramente anche ingrediente imprescindibile per guardare al futuro con lungimiranza e coerenza con il nostro bagaglio culturale, con la nostra identità. E quindi non mi viene in mente ponte migliore all'introduzione del prossimo intervento, ossia del dottor Torresin, proprio dell'Agenzia regionale per la lingua friulana. Chiamiamo il dottor Torresin proprio a illustrare un altro un tema, uno strumento importantissimo, cruciale per la politica regionale, per la politica linguistica regionale, che è appunto il piano generale di politica linguistica. Abbiamo sentito la dottoressa prima parlare delle convenzioni a scadenza triennale, il piano generale di politica linguistica ha invece scadenza quinquennale ed è stato appunto quest'anno è stato rinnovato, quindi chiamerei appunto il dottor Torresin a illustrarci i punti principali e lo ringrazio per il suo contributo. Allora, buonasera, attacco con una battuta, perché dopo dal sindaco, dal presidente che hanno parlato prendo la Ancia, io la doprarai, Ancia se sin Friuli Zontino, Friuli de Miece, io dal Friuli Occidentale, do prendo squans là. Allora, dit questo, io attacco con due considerazioni. La presenza del Furlan dalla pubblica amministrazione è fondamentale, perché dal passaggio il Furlan magari non poteva essere utilizzato dalla pubblica amministrazione e quindi questo favorisce sicuramente una legittimazione, quindi la lingua può uno status più grande e a polve anche sicuramente quindi dovrà la lingua in situazioni differenti. Se da una banda è importante questo tipo di situazione, bisogna anche considerare che per a implementare le misure che vi ho da rimpitarsi, bisogna anche considerare che è la situazione al di voi, insomma, ai davanti amministratori che sanno benissimo che il personale è che è, quindi anche per implementare queste misure bisogna sempre tenere in considerazione di che è la situazione. Allora adesso sarei avviato un po' quali che sono gli attori interessati per le misure che sono provvedute dal plan generale, partendo appunto da di qual è la situazione attuale. Allora, rispetto al plan passato, insomma, abbiamo avuto negli ultimi 5 anni sicuramente un miglioramento della situazione. Hai anche una novità, perché rispetto a quel che era provveduto prima dalle politiche linguistiche, che prevedevano un plan speciale per il Furlan dai singoli ENS, adesso è provveduto un plan generale, quindi vi ho da che se per la regione, ma anche per i comuni, comunque si va a intervenire sui stessi champs insomma, dai stessi champs. Quando noi pensiamo dal Furlan alla pubblica amministrazione, bisogna anche pensare dalla formazione del personale, quindi è importante che la formazione e i corsi di aggiornamento continuo per Furlan vedi una pari dignità di che altri, perché logicamente è necessario anche da quel punto di vista una formazione continua e quando noi si a valutare
la valutazione comunque delle competenze dell'azienda è importante, anche alle un strumento, un impresso nuovo che è dalla certificazione, il sistema di certificazione delle conoscenze linguistiche, che quindi sarà sicuramente aiuta da quel punto di vista qua. Diseve la questione dal personale, quindi bisogna anche pensare ai vari servizi della regione che lavora con la lingua furlana, quindi i servizi di linguas minoritaris e il servizio di istruzione, ma anche l'Arlef, che hanno bisogno insomma, di avere anche il personale per seguire queste questioni, però se non si offrire dei servizi, è anche importante che seppe una domanda, quindi anche alla gente è importante che la gente sapesse quali sono i diritti collegati con le lingue minoritarie, quindi chi tu pensi anche alla minoranza slovena o alla minoranza tedesca, e quindi vi è anche un'informazione dalla popolazione di quali sono i diritti e comunque le possibilità che hanno. E per una implementazione dall'uso del furlan, quindi dalla pubblica amministrazione, anche l'intervento di P ENS contemporaneamente. Quindi adesso io sono stati sprovveduti dal plan una serie di misure da banda della regione e da banda dei ENS locali o comunque anche dalle aziende sanitarie, poi l'ACLIF e l'Arlef, quindi una serie di agenti in avvio di qual che è il compito di ognuno di questi enti qua. Allora, poi vi ho detto che anche nel caso della regione e dei comuni i campi di azione sono simili, quindi le situazioni sono simili. Sta proprio un referente, che in tal caso della regione per ogni direzione o comunque ente regionale, che ha insomma di controllare l'attuazione del plan e comunque che la lenga sia doprata effettivamente. Poi è la questione anche con le aziende partecipate o i concessionari di servizi, che è di provvio di una serie di clausole, in modo che la lenga sia doprata anche in quei servizi che sono offerti da quei agenzie. Noi siamo adesso in diretta streaming, quindi i media sono anche fondamentali, quindi sarà importante anche da banda della regione ma anche dei comuni di provvedere la presenza di sezioni dai siti internet per furlan e comunque di fare in generale una comunicazione istituzionale per furlan. È anche importante la garanzia di il furlan associata al Consiglio regionale che i consigli regionali poi dopo il furlan che è garantita la traduzione simultanea per furlan anche ai comuni di proprio di questa situazione e comunque ve anche il furlan dentro dalle istituzioni e dagli organi amministrativi. Poi un ultimo campo di intervento che è importante, forse è anche quel che quando si tratta di CDs, è quel dalla presenza del bilinguismo visivo, quindi che sedi dalla tabellonistica, no? Quindi dalla segnaletica stradale, che sedi dentro dagli uffici o anche dagli ospedali, no? O che sedi dai mezzi di trasporto di una presenza di due lingue e con la pari dignità, che è succeduta, insomma, quando vi ho detto dalla segnaletica per gli stradis, dal passato era anche una segnaletica che non era conforme, dove magari il furlan era scritto su un sottofondo di un altro colore o pipicciul, e prima è già stato detto, l'Arlef ha già fatto adesso un bando, dove che insomma i comuni e anche chi dalla zona del Friuli Isontino è stata veramente una partecipazione importante e quindi è un investimento importante che toccerà due squans perché per la strada è una cosa che arriva a via di dus. E anche appunto tra gli ospedali, tra i comuni o comunque tra le sedi degli enti vi è una segnaletica, una tabellonistica bilingue e diceva anche
con il trasporto pubblico, quindi bisognerà lavorare anche con TPL, trasporto pubblico locale, FUC, Ferrovie Udine Cividale oppure Rete Ferroviaria Italiana, per avere appunto anche tali autostazioni o comunque tali stazioni ferroviarie di segnaletica bilingue. Disinchisto è provveduto sedi per la Regione che per i comuni con le logiche considerazioni del caso. Per esempio la questione del referente, dai comuni alle provveduto che può essere un referente per i comuni assieme, e quindi anche in considerazione di quel che dicevo prima della carenza di personale, comunque tanti comuni piccoli. E insomma, quando noi consideriamo a un comune avendo mandato che robisca, è tanta chiara il FUC, e quindi qui entra anche in campo l'ACLIF, che ha rappresentazione insomma, di una grande parte dei comuni friulanofoni, e quindi anche di aiutare, e avevamo prima un servizio insomma, di implementare una serie di servizi che aiuta a raggiungere gli obiettivi che hai detto fino adesso. Da che altra banda è anche l'Arlef e comunque soprattutto il sportello per la lingua furlana, là che va a aiutare i comuni tra le traduzioni, ma non solo tra le traduzioni, anche tra le attività di promozione sul territorio, sull'implementazione di queste attività che hai detto e sulla toponomastica, perché quando un comune va a cambiare la segnaletica è anche importante che sapere anche le varianti, insomma le sensibilità, e che quindi quel che è scritto alla tabella avrebbe un riscontro normativo. Sì, io concluderei poi con il plan generale, prevedeva 3 progetti obiettivi per quel che riguarda la pubblica amministrazione. Il primo lo avevamo detto che è della segnaletica. Un ultimo riferimento è che l'Arlef già dagli anni passati ha fatto una ricognizione della situazione tra i vari comuni, quindi già si sa che sono comuni che sono a norma e altri comuni che sono manco a norma. Pensando anche alle possibilità che può avere la segnaletica, perché in altri bandi d'Europa la segnaletica è stata un volano per il turismo, quindi veramente le tabelle bilingui a Polessi è una roba veramente importante per sé che riguarda DUS. Gli altri 2 progetti obiettivi, non sai con Marcus, perché sono se vuol di lui. Allora, uno è la formazione del personale in servizio, ma soprattutto non tanto da una banda linguistica, perché è provveduta da altri in un'altra parte del plan, ma soprattutto quel che diceva prima il personale all'ancia di consentire al cittadino di sapere quali sono i suoi diritti e di sapere insomma rispondere anche qualche domanda. Quindi sono già stati fatti corsi in passato a ACLIF con l'università, quindi già anche agli amministratori pubblici, quindi stiamo parlando di una roba che è già stata fatta dal passato. E dopo l'ultimo progetto obiettivo è che rientra anche la segreteria che avevamo visto prima, quindi una serie di servizi, ma pensa anche soprattutto alla situazione dei media, no? Quindi all'implementazione della questione dei siti internet, ma di tutta una serie di imprest tecnologici, quindi sia a aiutare i comuni in tale di sviluppo di tutta che schiere di imprest che altrimenti se il comune a dover residere di Bessola sarebbe più difficile. Quindi, Beh, io lo ringraziamo con un battimans, grazie a Marco Torresin, al dottor Marco Torresin dal suo intervento, e abbiamo capito che sono insomma tanti i compiti che vengono riservati all'ACLIF e non solo. Chiedo se ci sono delle domande a Torresin, altrimenti possiamo anche farlo accomodare, credo che... Ok, quindi grazie mille. Grazie. Siamo quasi in conclusione, io mi ritaglio 5 minuti per fare un paio di considerazioni, anche prima di tutto Alessandra per ricordare che cos'è l'ACLIF, sì. No? È questo organismo che nasce da una norma regionale che ha voluto creare un'opportunità in più per la valorizzazione delle lingue minoritarie che sono presenti in Friuli Venezia Giulia,
le 3 lingue, quindi c'è un'assemblea di comunità linguistica friulana, ce n'è una potenzialmente che si può costituire per il tedesco e una per lo sloveno. Per ora 137 comuni che sono ricompresi in quello che è il perimetro dei comuni che hanno aderito suo tempo all'area friulanofona hanno deliberato in Consiglio Comunale la nascita di questo organismo, che è partito in modo così un po' di primo acchito per cercare di capire quale poteva essere la propria finalità, e grazie anche alla collaborazione con l'Arlef, con le associazioni del mondo che gravita attorno al friulano e alla concordia con cui si è collaborato con l'amministrazione regionale, con l'assessore Roberti e con il Consiglio regionale, stiamo un po' ritagliando un perimetro istituzionale. Ecco, questa è la prima cosa che credo vada detta. Poi è chiaro che essendo un ente un organismo che deriva dai comuni, ne ricaviamo anche le pulsioni, che sono rivendicazioni anche prettamente così di identità e di valorizzazione di quella che è la cultura e l'identità friulana. E credo che dal convegno di oggi, insomma, alcuni spunti li andremo a trarre. Ricordo che tra le cose che abbiamo messo in piedi, insomma, ecco, al di là della battaglia più Friuli in RAI, che vuol dire non solo il friulano in RAI, magari utilizzato per l'informazione, che è una cosa fondamentale, ma anche più Friuli vuol dire che anche si parli di più del Friuli in RAI, perché essendoci 2 sedi, ma una è sicuramente più strutturata, molti servizi riguardano una zona del territorio regionale. Sarebbe bello poter avere anche una misurazione in termini di minutaggio per dare diciamo così, una perequazione. Non dico come in Sudtirolo, dove le cose sono fatte col manuale Cencelli anche sul minutaggio, sulle proporzioni della popolazione, però insomma, ecco, un po' più di attenzione al Friuli ce l'auguriamo sempre. Ma su questo abbiamo fatto un intervento insieme anche all'amministrazione regionale e all'Arlef, abbiamo dato lo spunto a una emittente privata, insomma possiamo dirlo, Telefriuli, che con Gnovis sta dando un esempio di quello che era l'obiettivo dove volevamo arrivare. Hanno raddoppiato nel giro di 2 mesi il tempo dedicato alle notizie in friulano, che non è una cosa di poco conto, perché si sono resi conto loro stessi che dare spazio alle notizie in friulano, darlo magari ai sindaci che raccontano quelle che sono le iniziative del proprio territorio, dà dimostrazione aumenta l'audience, questo perché probabilmente c'è tanta gente, che sono 600.000 i parlanti ancora in Friuli Venezia Giulia della lingua friulana, ha assolutamente senso. Quindi siamo contenti veramente di aver messo risorse, aver dato l'opportunità di far partire questo telegiornale. Stiamo dando anche visibilità attraverso i sindaci. Avremo una novità, possiamo anticipare che come direttivo abbiamo deciso di fare un acquisto importante, cioè tutti i sindaci avranno un loro vessillo che identificherà il fatto di essere sindaci dell'Assemblea di Comunità Linguistica Friulana, nel rispetto di quelle che sono le sacrosante leggi dello Stato italiano, ma insomma voglio vedere quando a un sindaco toglieranno la fascia che noi gli daremo, se qualcuno dirà che deve toglierla, ecco, qual è il reato che va a commettere. Abbiamo le attività del sito istituzionale che è stato attuato, abbiamo attività di comunicazione, abbiamo una segreteria che funziona e questo ci fa particolarmente piacere, e la segreteria telefonica, mi sembra che questo io veramente invito anche le amministrazioni dei 137 comuni, abbiamo 14 adesioni a oggi, siamo partiti in estate, quindi ci auguriamo di avere, e qua chiediamo una mano all'Arlef, come l'Arlef ci ha chiesto a noi una mano nel spingere l'acceleratore sui cartelli bilingue, e abbiamo fatto insomma vuoi di messaggi e di segnalazioni. Ecco, sono convinto che anche questo sia un modo di dare visibilità al friulano. Per concludere, fare 2 considerazioni sul convegno di oggi. Allora,
Abbiamo sentito veramente testimonianze ricche, sono soddisfatto della proposizione che abbiamo messo in piedi, cioè del fatto di mettere in evidenza ancora una volta, come è accaduto per la RAI, anche per quelle che sono attività amministrative, comprendere che cosa accade nei comuni e nei territori che sono sempre in Italia, e quindi non è che andiamo a cercare cose lontane, ci può permettere insomma magari di dire se lo fanno lì perché non lo facciamo anche noi. Ecco, questo con tutto il rispetto di quelli che sono i ruoli di tutte le istituzioni della nostra regione. E chiaro che l'esempio del Sud Tirolo è quello più diciamo meno perseguibile, perché insomma ecco, credo che ci sia anche forse non è nel nostro DNA, ecco. Però il fatto di capire che la scuola ha ancora una volta, e qua sicuramente poi lo dirà nelle conclusioni il Presidente del Consiglio regionale, la scuola ha un ruolo fondamentale, ecco, questo l'abbiamo compreso sia che ci si trovi in Valle d'Aosta, che ci si ritrovi nei comuni dove si parla ladino, che ci si trovi nel Tirolo del Sud o anche nel Friuli Venezia Giulia dove si parla lo sloveno, insomma, ecco, questo va sicuramente sottolineato. No, l'approccio del convegno mi è parso comunque alla fine molto pragmatico, no? Nel senso che ne sono uscite poche considerazioni squisitamente teoriche, è giusto, sono corrette, cioè si deve partire sicuramente dalla teoria e dall'ideale, ma penso che ciascuno di noi, anche in qualità di amministratore, porti a casa degli spunti veramente concreti e in una prospettiva non troppo lontana, auspicabilmente concretizzabili, che forse è la chiave anche più utile, no? Quella che veramente cerca di trovare delle risposte concrete a esigenze che comunque i cittadini hanno, perché non è l'organismo politico o così l'idea astratta che viene imposta alla vita reale ai cittadini, quanto al contrario, sta a noi riuscire a cogliere delle istanze, delle richieste della popolazione e avvolgerle in misure concrete e attuate. Sicuramente. E credo, e questo è un altro spunto, quello dei concorsi, dove le lingue che non sono minoritarie, sono maggioritarie all'interno dei territori che abbiamo sentito e che abbiamo raccontato, ecco, anche questo aspetto potrebbe garantire una tutela di lavoro, perché poi alla fine si va nelle cose concrete, proprio come dici tu Alessandra, cioè alla fin fine dare lavoro alla gente del nostro territorio è il presupposto per fare in modo che questa gente rimanga nel nostro territorio, ed è un aspetto di non poco conto in un'era in cui i nostri giovani tante volte vanno a vivere in altre parti del mondo. Quindi anche questa considerazione va fatta. Io direi, se sei d'accordo, diamo lo spazio al Presidente del Consiglio regionale, che ringraziamo proprio in una dimostrazione di sintonia che c'è, no? di armonia. Abbiamo iniziato con l'assessore Roberti, chiudiamo con lui, poi faremo i saluti di fine convegno e ci daremo appuntamento a qualcosa che ricorderò dopo. Prego al Presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanini. Grazie Marcus. Buonasera. Quando mi è arrivato l'invito ero un po' così preoccupato, pensavo che ACLIF avesse avuto un po' una metamorfosi, perché vedendo la scaletta degli orari degli interventi, 18 e 24, 35, 52, sono diventati tedeschi, no? Voglio dire, cioè, poi vedo che invece tutti gli orari sono sballati, però alla fine da italiani rispetteremo più o meno la fine, quindi dimostriamo insomma Poi l'altra cosa, voglio esordire con una barzelletta, l'ho letta proprio oggi, riguardava due triestini, io la trasformo in friulano, no? All'Erin Beppi e Vighi a Udin, e arriva un turista stranieri, e domanda, do you speak English? No. Do you speak Deutsch? No. Vous parlez français? No. E il turista, sconsolato, acchiappa e va via. E poi dice a Vighi, Vighi, saresti di imparare qualche lingua qui, no? Perché sì, è importante. E Vighi dice, perché? Che lì a salve 3 e non li sono commentati a noi. Cioè, per dire che
l'approccio va cambiato, no, rispetto a questa barzelletta, cioè nel senso che la conoscenza delle lingue e poi delle lingue locali, voglio dire, non è così provinciale, no? Perché se quel turista avesse saputo il friulano, essendo uno che va in Friuli, così come quando andiamo in Inghilterra cerchiamo di imparare col vocabolario le 4 cose: mangiare, bere, dormire, per non morire di fame, ecco che insomma avrebbe, no, avuto la capacità di entrare in relazione col territorio. Quindi questa cosa mi ha fatto pensare, perché effettivamente è un po' il lavoro che si sta facendo e che insomma registriamo anche con una certa soddisfazione dalle conferenze. Io sono reduce dalla conferenza sullo sloveno che era a Trieste qualche ora fa, ancora forse in corso, c'è stata quella del tedesco, ho partecipato a quella del friulano e devo dire che insomma in qualche modo questo cambio di paradigma sulle lingue minoritarie sta prendendo un po' piede, e c'è questo approccio, voglio dire, un po' innovativo, cioè nel senso che, dicevo prima, di sprovincializzazione dell'insegnamento e della capacità di far propria una lingua minoritaria. Così come ormai è diventato patrimonio comune l'importanza per noi di questa regione delle minoranze linguistiche come base fondamentale, come fondamenta forte della specialità e dell'autonomia, insomma, no? Qualcuno dice, nello statuto anche la dottoressa lì che parlava, la Rovatin dello sloveno, diceva che la nostra regione e la specialità è anche basata è solo basata sulle minoranze. Sì, non anche, non c'è altra motivazione per la nostra specialità se non la tutela delle minoranze linguistiche. Di questo dobbiamo diventare coscienti prima di tutto noi stessi, perché se non lo diventiamo e sulla tutela delle minoranze linguistiche retrocediamo, a quel punto non si capisce qual è l'altra motivazione. Quindi è solo la tutela della minoranza, è la presenza di 3 minoranze linguistiche e di una lingua nazionale. Quindi, però credo che insomma, il lavoro che state facendo, che fa la conferenza, che è stato fatto nelle conferenze, che fa l'amministrazione regionale, Arlef, Aclif e tutti, sia un lavoro che va in questo senso, e quindi cambiare il paradigma e essere coscienti della specialità fondata sulle lingue minoritarie è una base di partenza minimale per costruire così, la proposta del futuro, come è stato fatto. L'altra cosa fondamentale è che su queste minoranze, su queste lingue, la Regione ci ha messo non solo la faccia ma anche molte risorse, no? Il piano sul friulano, se passiamo, il piano mette quasi 5 milioni all'anno per i prossimi 5 anni, a questo aggiungiamo l'integrazione che c'è stata sulla convenzione con la RAI, col Dipartimento dell'Editoria e dell'Informazione, dove si è passati dai 200.000 euro che c'erano qualche anno fa ai 750, adesso a 1 milione per i prossimi 5 anni, altri 5 milioni che vengono messi sulla RAI per la promozione della lingua friulana, con il successo per la prima volta di avere delle trasmissioni radiotelevisive in friulano che prima non c'era, la prima volta in assoluto da un anno a questa parte. Ci sono, grazie al contributo di tutti noi e anche di un'iniziativa molto sinergica tra l'amministrazione regionale e il Consiglio regionale, forse una delle prime volte nella quale c'è stata questa sinergia così importante, senza tener conto che lo sloveno ha svariati milioni sulla convenzione, no? Ecco, allora è chiaro che allora noi dobbiamo, voglio dire, concentrarci, se riteniamo che le lingue minoritarie siano la base della specialità e che non è più un provincialismo parlare una lingua minoritaria, ma diventa occasione anche per il territorio, dicevo prima, no? Turistica, con la barzelletta che vi ho raccontato, allora è chiaro che dobbiamo concentrarci sui 3 elementi formativi e difensivi della lingua minoritaria. La famiglia, no? Bisogna che ci sia un approccio culturale sempre di più da parte di tutti i soggetti a far sì che la famiglia diventi l'elemento nel quale si insegna la lingua minoritaria. Deve tornare a essere la lingua della madre, voglio dire, no? Quindi la madre e quindi su questo ci vuole un lavoro, molto si fa, però secondo me dobbiamo recuperare rispetto a tempi nel quale all'interno della famiglia sembrava che insegnare il friulano fosse una diminuzione di occasioni per il figlio, invece secondo me è un'occasione ulteriore, perché un figlio multilingue, l'ho detto altre volte, è un figlio più aperto, un figlio che ha più capacità di affrontare l'analisi logica, l'analisi, la capacità di organizzare
enfatizzare la capacità di, come si insegna il latino aveva quella funzione quando si insegnava, aiutava il senso logico, il senso organizzativo, il senso anche del posizionamento delle parole all'interno di una frase. E allora dico la famiglia. Poi c'è la parte istruzione e formazione, altra agenzia formidabile, e su questo a me piace molto il modello ladino, devo dire, no? Cioè, per il friulano. Lo sloveno ha una sua struttura, ha delle scuole dedicate, delle scuole bilingue, dove c'è il modello più che si avvicina a quello, diciamo così, fra tedesco e italiano dell'Alto Adige, no? Invece, secondo me, il modello ladino, l'ho detto anche l'altra volta, cioè la possibilità che diventi obbligatorio in qualche modo nell'area che si è riconosciuta friulanofona, in qualche modo diventi obbligatorio l'insegnamento, ma non come seconda lingua, e quindi come lingua nel quale mettiamo un'ora insieme alle altre, ma come lingua principale, come è stato fatto lì, cioè si parla, alcune materie vengono insegnate in italiano, alcune materie vengono insegnate in friulano, nel percorso di crescita, nei primi anni, la scuola materna e la scuola primaria, poi forse anche la scuola secondaria. È chiaro che questo vuol dire un investimento, è stato detto, costa molto sugli insegnanti, perché l'insegnante di matematica deve essere in grado di insegnare la matematica in italiano e anche in friulano. Però secondo me bisogna che ci sia, diciamo, un ragionamento di questo tipo, perché altrimenti diciamo, abbiamo le difficoltà, cioè conosceremo il friulano come conosciamo un po' l'inglese quando lo consideriamo di seconda lingua, voglio dire, no? Quindi con i limiti che abbiamo. Ma se è madrelingua, se è la nostra lingua minoritaria, deve essere in qualche modo avere quella dignità. Se lo fanno i ladini, che sono, quanti ero? 60.000 i ladini, quanti sono? 10.000? 100.000? Ecco. 10.000, ecco, noi che siamo 600.000, insomma, credo che insomma, abbia più dignità un percorso di questo tipo. E vengo alla parte finale, quello del convegno di oggi, che è la terza fase, famiglia, istituzioni formative, informazione e formazione, e poi c'è la società e voglio dire la comunità, no? Le altre allora, tutto dove si può implementare l'utilizzo della lingua minoritaria va fatto, e quindi dalla cartellonistica per quanto riguarda il bilinguismo visuale, il discorso dei mezzi di comunicazione, la RAI, tutto quello che è stato detto, e anche, voglio dire, la parte diciamo, dell'amministrazione pubblica, perché lo diceva Luciano Caveri prima, cioè diceva la vera tutela della lingua passa attraverso la norma giuridica, cioè sì, non possiamo non immaginare che diciamo, una vera tutela, una tutela piena passa anche da una norma giuridica. Allora è importante che anche voglio dire, le norme giuridiche tutelino innanzitutto partendo dall'amministrazione pubblica l'utilizzo della lingua. E quindi cioè, alcune cose già si fanno, sullo sloveno avete visto ci sono 6 comuni dove c'è il bilinguismo e tutto viene scritto in bilingue, come in Alto Adige, italiano e sloveno, e bisogna capire anche noi fino a che punto possiamo spingere questo tipo di intervento, ma certamente non possiamo non considerarlo un intervento che si integra in questo mosaico che dicevo prima, famiglia, formazione, istruzione e comunità e società come elementi nel quale far vivere, far nascere, far progredire l'utilizzo della lingua. E allora l'iniziativa che fa ACLIF sono meritorie, magari se poi fate anche una fascia a me, no? Tutta azzurra, la metto quando uno nei comuni che parlano del friulano, io la metto, cioè nel senso che poi a un certo punto bisogna anche identificarci, perché se la lingua è identità, dobbiamo avere anche, voglio dire, l'orgoglio, dico io, di una identificazione reciproca, che basa anche sui simboli, e quindi basa anche sulle bandiere, basa anche, voglio dire, sul fatto che ci si sente parte di una stessa comunità anche senza usare la lingua, perché la lingua sta dentro di noi, non c'è la necessità di portarla fuori, ma nel momento in cui sta dentro e ci sentiamo identità territoriale che è legata a quella cultura, a quella lingua, dobbiamo avere anche l'orgoglio di qualche modo di segnare in qualche modo chi siamo e dove siamo. Quindi bene fai, insomma, voglio vedere chi è che ti toglie, che le toglie, insomma, questa che può fare. Ecco, quindi c'è tutta una serie di iniziative. Mi sembra che, insomma, stiamo vivendo, non vorrei usare la famosa magica che usa il sindaco di Trieste, un momento magico, no? Perché lui quando gli chiedono come va a Trieste c'è sempre un momento magico, Però io credo che per il friulano, se non è un momento magico, è un momento favorevole, mi sembra, perché sta aumentando in tutti questa consapevolezza
voglio dire che poi attraverso la difesa della lingua c'è, quindi della lingua friulana, ma delle minoranze linguistiche di questa regione, c'è, voglio dire, ecco, un'opportunità anche per, voglio dire, affrontare, cioè diventa un vantaggio competitivo per la nostra comunità rispetto a chi non ha minoranze linguistiche, cioè utilizzare non più come il passato le minoranze linguistiche come qualcosa da nascondere o da evitare, ma invece basando su queste e sulla specialità che ne deriva un vantaggio competitivo per il progresso e lo sviluppo delle nostre comunità. Cioè mi sembra insomma, che appunto, diciamo, il momento è un momento interessante, è un momento fecondo, dico anche dal punto di vista dell'iniziativa. Vedo che insomma, Arlef lavora molto bene, ma tutte le istituzioni, la filologica, cioè, mi sembra che sia una grande sintonia, cosa forse che non si è sentita mai così forte nel passato. Aclif ha cominciato a trovare una sua strada, diciamo così, complementare rispetto alla regione e alle altre istituzioni, e quindi insomma anche questo convegno, quello che abbiamo fatto prima sull'utilizzo del servizio pubblico, che è stato molto interessante, ecco, riusciamo anche a fare massa critica attraverso le altre minoranze del Paese, e penso che questo sia insomma anche da un punto di vista prospettico, diciamo così, una linea sul quale lavorare. E per questo io, che sono tra l'altro il presidente dei consigli regionali delle speciali, quindi delle 5 regioni a statuto speciale, e mi sono incontrato recentemente con il presidente Compaccer, che è il presidente Alto Adige, il coordinatore dei presidenti delle giunte delle speciali, proprio per fare un ragionamento che dal punto di vista legislativo e amministrativo ponga la minoranza linguistica che c'è, comunque, che riguarda più quelli del nord, però anche la Sardegna, eccetera, ecco, come elemento fondamentale per, voglio dire, costruire anche in una prospettiva, penso all'utilizzo dei piani nazionali di ripresa e resilienza, cioè anche questi devono essere costruiti ed essere un'occasione non solo per realizzare opere pubbliche che vanno fatte, ma anche come modello per utilizzare alcune risorse per, voglio dire, certificare, santificare, vorrei dire, l'importanza della specialità, perché su quelle si gioca anche, come dicevo prima, una possibilità di sviluppo. Quindi insomma c'è tanto lavoro da fare, però mi sembra che insomma sicuramente Aclif fa da apripista ed è, insomma, sta svolgendo un buon lavoro. Congratulazioni e complimenti, andiamo avanti così. Bene, io direi che siamo alla fase conclusiva. Mi portano un pizzino tipo quelli... Ah, va bene, ok. Vabbè, qui ci dicono che ci spiace per quelli a casa, ma siamo a Villa Russiz e pare che ci sia anche un momento così di giubilo per gli amministratori che sono presenti qui quest'oggi. Scusateci, ma insomma brinderemo alla salute di tutti. E detto questo alla sala, in realtà faccio solo una mini considerazione finale che riprendo da Magdalena Amhoff. Una cosa secondo me è fondamentale, il saper tenere la barra dritta da parte degli amministratori, no? Abbiamo sentito che loro hanno delle pressioni anche da parte della popolazione, anche noi ce le abbiamo. Tante volte guardo Eros Cisilino, il presidente Zanin, la gente ci dice ma sarebbe meglio più ore di inglese piuttosto che il friulano. Ecco, allora su questo ci vuole un senso di responsabilità da parte di tutti di comprendere che se vogliamo salvaguardare e valorizzare la nostra identità, il friulano ha e deve continuare a essere al centro dell'azione della pubblica amministrazione con risorse come quelle che sono state messe nel piano di politica linguistica. Detto questo, chiudiamo i lavori, mi permetto di fare dei ringraziamenti a partire, è uscito adesso ma glielo direte, ringraziamo Claudio Romanzin che è il nostro tuttofare perché in un part time riesce a mettere di tutto per permetterci di poter lavorare e dare struttura all'Assemblea di Comunità Linguistica Friulana. Poi l'ho già detto a Toresin, con tutti i compiti che ci sono stati assegnati magari ci arriverà anche qualche risorsa in più per poter avere la struttura per poter fare quello che ci viene richiesto e lo faremo ben volentieri. Ringrazio Siti ADV con Elena De Iuri e Marco Tempo che ci danno una mano dal punto di vista della comunicazione e seguono anche il nostro sito istituzionale, e per il convegno di oggi studio HVF di Federico Furlanetto
che ormai è una colonna per quanto riguarda questa tipologia di convegni, e ringrazio Alessandra Vallone per avermi accompagnato in questo percorso e vi auguriamo buona serata e al prossimo appuntamento, che è un corso per tutti gli amministratori che vogliono approfondire le conoscenze su quelli che sono i diritti e i doveri delle amministrazioni rispetto alle lingue minoritarie, che può diventare poi anche un'opportunità di recuperare delle risorse per le proprie comunità. Grazie a tutti e buona serata. Buona serata. Claudio, te ne sei andato via quando